Il Giro d'Italia non è solo una competizione, ma un viaggio nel cuore dell'Italia e del Veneto, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, accogliendo con entusiasmo l'annuncio delle 4 tappe venete del Giro d'Italia per il 2025, presentate a Roma. Questa edizione rappresenta un'occasione unica per mostrare al mondo le eccellenze culturali, paesaggistiche e sportive della nostra regione. Il Veneto ospiterà l'ultima settimana della gara con 4 tappe che promettono spettacolo e coinvolgimento, attraversando Rovigo, Vicenza, Treviso, Asiago e Piazzola sul Brenta. Non sarà solo una sfida sportiva, ma un viaggio attraverso città d'arte, borghi e montagne, simbolo di una tradizione ciclistica che il Veneto continua a onorare, ha aggiunto Zaia. Le tappe venete del Giro d'Italia per il 2025 saranno la Rovigo-Vicenza il 23 maggio, una tappa che unisce la pianura del Polesine con il fascino architettonico di Vicenza, terra di Palladio, per una tappa appunto che mixa strategia e bellezza. Seconda tappa Treviso-Nuova Gorica il 24 maggio, dal cuore delle colline del Prosecco al confine sloveno, celebra l'unione tra territori e cultura. Terza tappa Fiume Veneto ad Asiago il 25 maggio, un tracciato tra le pianure e le grandi salite fino all'altopiano di Asiago, teatro di sfide epiche. Quarta ed ultima tappa Piazzola sul Brenta a San Valentino a Trento il 27 maggio, partenza da Villa Contarini, arrivo sulle Dolomiti per una tappa dal fascino unico. Zaia ha sottolineato come ogni tappa rappresenti una vetrina mondiale per il Veneto con un impatto che va oltre lo sport. Il Giro è un'occasione per valorizzare la nostra storia, i paesaggi mozzafiato e le eccellenze culturali e naturali, coinvolgendo tifosi e comunità locali. Oltre al Giro maschile, il Veneto sarà protagonista anche del Giro d'Italia Women, con 2 tappe spettacolari previste il 9 e il 10 luglio tra Belluno, Treviso e il Parco dei Colli Euganei, recentemente riconosciuto patrimonio MAB UNESCO. Il Veneto si conferma un territorio unico, capace di coniugare tradizione e innovazione, pronto a regalare momenti indimenticabili a milioni di appassionati in tutto il mondo, ha concluso Zaia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.